Ancora pioggia, ancora grandine. Anche mercoledì il meteo non ha risparmiato Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sono più di 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco al lavoro dalla serata per alberi abbattuti, insegne di velta e pali pericolanti causati da un violento temporale abbattutosi sull'alta provincia polesana e le confinanti Bassa, Padovana e Veneziana. Squadre dei vigili del fuoco di Rovigo e di Adria, con il supporto di quelle di Cavarzere e Vicenza, erano impegnate anche giovedì per ripristinare la sicurezza nell'area, pur se nessuna persona sia rimasta coinvolta. Nel Padovano è caduta grandine nella zona dei Colli Uganei e temporali si sono registrati con diversa intensità in tutta la provincia. A Monselice è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la caduta di un albero che ha ostruito la strada. Pure in Friuli Venezia Giulia si continuano a trovare mezzi della protezione civile coordinati dalla sala operativa in diverse zone del territorio regionale, dove si sta procedendo a stimare nel dettaglio i danni provocati da 3 celle temporalesche. È molto probabile che i 50 milioni di euro stanziati dal presidente Federica non bastino. La Coldiretti regionale segue il comparto agricolo che ha registrato i danni maggiori, ipotizzando solo per il proprio comparto una cifra intorno ai 60 milioni di euro, ipotesi che potrebbe addirittura raddoppiare. Nel vicino Veneto, nella sola provincia di Padova, 700 imprese agricole vedono già effetti negativi ripercuotersi sul mondo del commercio. Ascom e Confesercenti padovane segnalano una perdita di guadagno di 30 milioni in una settimana e un calo di vendite del 30% rispetto al luglio scorso. Ma di emergenze in emergenze, in una Italia spaccata in due come problematiche, un contingente di volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo del Veneto sono in missione in Puglia su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale a portare supporto nella lotta agli incendi boschivi. In Veneto ci sono circa 1000 volontari della Protezione Civile specializzati nell'antincendio boschivo, chiamati spesso a operare anche fuori regione. E in Friuli Venezia Giulia, in Consiglio regionale, c'è chi ha pensato alle analoghe emergenze vissute lo scorso anno sul proprio territorio e ha fatto una proposta sul tema, il consigliere Marco Putto. Uno degli emendamenti che ho presentato in questo assestamento di bilancio va proprio nella direzione di rimboschire il patrimonio arboreo del Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo puntare a riqualificare i nostri boschi con delle essenze arboree dedicate ed è per questo che ho chiesto 400.000 euro in più in questo assestamento. Non tutti gli alberi incendiano e si incendiano allo stesso modo. È necessario che la Regione nel rimboschire inserisca le essenze arboree dedicate, progressivamente lontane dalle sedi stradali e dagli abitati, in modo tale che in caso di incendio la propagazione venga anche naturalmente frenata.